Bentornati in diretta con Ore 7, oggi parliamo di turismo, parliamo della stagione balneare che si avvia all'apertura il 15 di maggio, ovvero sabato, inaugurazione sia a Lignano sia a Grado. A dir la verità però il maltempo non gioca a favore all'arrivo dei primi turisti, ma bisogna restare fiduciosi, soprattutto visto che ne abbiamo visti di tutti i colori, in tutti i sensi, in questo anno di pandemia. Dovremmo avere in collegamento con noi, eccolo lo vedo, Manuel Rodeano, che è presidente di Lignano Sabedoro Gestioni, a cui do il buongiorno. Buongiorno a voi e ai telespettatori. Allora, Rodeano, come vi state apprestando a questo 15 di maggio, dopo un anno di sofferenza, un po' di speranza, se non ci fosse il brutto tempo, come ho già detto, ma come vi state apprestando? Beh, abbiamo consolidato le prassi dello scorso anno, nel senso ormai l'esperienza appunto è consolidata e sono state messe in campo tutte quelle accortezze e quelle procedure per garantire al turista, ma anche all'operatore, di trascorrere un'estate in sicurezza. Per cui tutta una serie appunto di pratiche verranno riproposte anche nel corso di questa stagione. Ecco, Abbiamo quali iniziato. protocolli nella Prego. fattispecie soprattutto si dovrà Allora, seguire? abbiamo privilegiato un discorso di prenotazione online con il pagamento online proprio per evitare l'assembramento in corrispondenza degli stabilimenti. C'è un sistema di tracciamento del cliente, come richiesto dalla normativa, in forma chiaramente anonima, che serve nel momento in cui dovessero verificarsi dei focolai, per cui si può risalire sostanzialmente a chi questo focolaio ha dato inizio. Operazioni di sanificazione degli spazi comuni, del materiale di spiaggia, la cartellonistica con le norme di comportamento che ormai conosciamo tutti a memoria, in più lingue, corsie di accesso e di rientro verso l'ombrellone e verso i servizi distinte, appunto per i due sensi di marcia, diciamo così, e la Siamo in possibilità di perfetta. prenotare dai pubblici esercizi, non di prenotare, di ordinare attraverso WhatsApp con i codici QR. Diciamo, queste sono le misure principali che, come la scorsa estate, dovrebbero garantire la sicurezza e la tranquillità di chi sceglie Lignano per le sue vacanze. Ecco, nel fine settimana anche abbiamo girato un po' di immagini, abbiamo visto tanta gente che è arrivata, è un anticipo di estate, favorita anche dal bel tempo. Cosa vi aspettate dal 15 maggio in poi? Come stanno le prenotazioni? Ci sono anche austriaci, tedeschi? Dunque, diciamo che il mercato austriaco e tedesco, che è insomma il nostro mercato di riferimento, è voglioso di riprendersi i propri tempi, i propri spazi con le vacanze a Lignano, soprattutto molti sono quelli che l'anno scorso non sono venuti, per cui la voglia sicuramente è tanta. Altrettanto alta è la cautela, però la notizia che dal 19 pare non sia più obbligatoria la quarantena per il rientro in Austria e viceversa mi pare dal 15 anche in Italia, ha dato un impulso alle prenotazioni, eh, chiaramente con una cautela per quanto riguarda queste feste che ormai sappiamo, no? Le feste austriache, quindi l'Ascensione, Pentecoste e Corpus Domini saranno decisamente sottotono. Ascensione inesistente perché capita questo fine settimana. Per le Pentecoste ugualmente c'è un risveglio alla volta di Corpus Domini che è il 3 di giugno e poi mi dicono che a livello di prenotazioni alberghiere ricettive alla volta del 19-25 di giugno in qualche modo la stagione dovrebbe prendere un avvio serio. Insomma. Quindi un mese di maggio preparatorio e giugno diciamo di avvio. Poi con la fine di giugno, luglio e agosto le cose, salvo che non capitino qualche evento, per dire, che
rivoluzioni la situazione, dovrebbe partire, insomma. Ecco, di sicuro quello che è stato dato grande impulso da voi, dall'amministrazione, dagli operatori in generale è per quanto riguarda insomma, le opere che hanno preso avvio, oppure pensiamo al bellissimo lungomare, pensiamo alla terrazza mare, insomma, che la rivedremo con un nuovo restyling. E pensiamo anche a degli eventi insomma, che voi vorrete realizzare. Quali saranno le novità che si troveranno davanti i turisti da qui ad agosto? Allora, da qui ad agosto diciamo che comunque giocoforza il profilo è un po' basso rispetto allo scorso anno dove praticamente l'offerta era limitata allo sdraio, l'ombrellone e al massimo la bibita e il gelato. Quest'anno abbiamo con tutte le cautele reintrodotto l'animazione, per cui all'altezza dell'ufficio 7 viene montata la Beach Arena appunto limitatamente a una funzione di animazione, sia serale sia diurna per grandi e piccoli, quindi dai mini club alla baby dance, alla zumba, a diciamo, programmi di fitness per tutte le età. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, ci sarà. Proseguono le escursioni guidate e non con le biciclette. Quest'anno abbiamo introdotto anche le biciclette elettriche, e quindi c'è la possibilità di fare escursioni anche al di fuori di Lignano. Grazie a una collaborazione con Pordenone c'è una possibilità di fare appunto, delle escursioni cicloturistiche nel Pordenonese, quindi nella zona anche della montagna pordenonese. E per quanto riguarda viceversa gli spettacoli e gli eventi sportivi, purtroppo quest'anno non ci sono le condizioni per proporli, se non l'amministrazione sta lavorando come lo scorso anno per produrre una serie di eventi e di spettacoli all'interno di Arena Alpe Adria, chiaramente depotenziata come numero come capienza e con tutte le procedure che erano state messe in campo lo scorso anno. Quindi un'offerta di quel tipo, pur limitata, ci sarà comunque. Certo. Prego. No, prego, può continuare, può concludere. No, dicevo, viceversa c'è la volontà e già la programmazione di grossi investimenti su Lignano. Ha citato Terrazza Mare. Come sapete, la Regione ha destinato 8 milioni di euro a un restyling con un ampliamento di Terrazza Mare. La scorsa settimana abbiamo avuto qui l'assessore alle attività produttive. È già stata data una calendarizzazione, quindi nel marzo del 22 verrà presentato il progetto esecutivo che riguarderà appunto tutta quanta Terrazza Mare, che sapete è stata costruita nei primissimi anni 70, per cui necessita di interventi strutturali e sarà l'occasione per degli ampliamenti e una rivisitazione importante. E si conta di riconsegnarla agli affezionati turisti e ospiti per la stagione 2024, quindi un intervento importante. Poi nel momento in cui si risolvesse la questione del rinnovo delle concessioni, che qualcuno sa essere una partita che si sta giocando, per quanto riguarda l'Isagest l'intenzione è di procedere al rifacimento integrale di tutti quanti i blocchi servizi. I rivestimenti esterni, ho visto anche dall'immagine, sono stati ultimati, quindi l'involucro è nuovo, mentre rimane da fare tutto l'interno. Chiaramente sono investimenti che possono avere corso nel momento in cui c'è una certezza circa la durata della concessione. Grazie Rodeano per essere intervenuto alla nostra trasmissione, per averci parlato in questi 10 minuti ampi insomma, di come si affronterà questa nuova stagione, e soprattutto bisogna stringere ancora un po' i denti, ma forse la svolta potrebbe arrivare proprio da luglio. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi, arrivederci.